Buongiorno a tutti. Titolo lungo, allora io lavoro alla direzione risorse umane del servizio sanitario regionale con il dottor Costa, che è stato citato prima. Faccio i miei complimenti al dottor Leone, mi dispiace un po' che ci abbia rubato qualche slide prima, insomma. No, in realtà la ringrazio perché è un modo per introdurre l'argomento così come lo volevo porre. Ho anch'io 10 minuti, giusto? Mi do il tempo da sola, non preoccupate. Allora, vi porto i saluti del dottor Costa. Devo... Mezz'ora. Allora, vi porto i saluti del dottor Costa e provo oggi a portare alcune considerazioni relativamente a un sistema molto complesso. Alcuni di voi mi hanno anticipato, io credo che non possiamo guardare solo un pezzo, nel senso che fino adesso abbiamo guardato un pezzo, dobbiamo guardare il sistema tutto assieme per capire che cosa vogliamo progettare e dove si vuole arrivare. Io sono un economista e mi occupo di personale in sanità da un po' di anni ormai, infatti molti di voi già mi conoscono, e credo di avere una visione privilegiata, nel senso che abbiamo la fortuna come servizio sanitario regionale di poter fare le analisi e avere i dati di un immenso numero, un campione sicuramente significativo che ci deve e ci impone di fare delle analisi strutturate che dovranno essere significative, di cui dobbiamo tener conto per tutte le politiche in materia di personale. Io non mi occupo di SAI, non mi occupo di ACN convenzionata, mi occupo di dipendenza. Ma la dipendenza e gli universitari e il resto del mondo dei contratti di lavoro flessibile investe circa 65.000 persone. Capite che è un microsistema socio-economico all'interno del sistema socio-economico della nostra regione. Quindi stiamo parlando di un campione veramente, veramente significativo di dati che adesso vi farò vedere. Abbiamo l'impegno e secondo me l'onere di considerarli con la profondità adeguata, nel senso che ogni volta che poniamo in essere delle politiche in ambito economico, sanitario, sociale, dobbiamo necessariamente guardarci i dati di come sono andate le cose che abbiamo fatto fino adesso e dei risultati che abbiamo portato a casa. Se non facciamo questo ci manca un pezzo e facciamo difficoltà a progettare quello che vogliamo essere nel futuro. Allora, parto con alcune criticità, le abbiamo già elencate parecchie, ma proviamo a mettere un attimo assieme. Contesto di riferimento, componente demografica. La componente demografica con la quale ci stiamo confrontando non è sicuramente la componente demografica con la quale ci eravamo abituati a confrontarci qualche anno fa. Questi sono i dati dell'elaborazione del rapporto OSI, sapete che Bocconi ogni anno propone il rapporto OSI, l'Italia perde 1,4 milioni di abitanti dal 2013 al 2021 e noi, Veneto, non siamo esenti da questo fenomeno. Cosa succede poi? Che il saldo naturale continua a essere negativo, lo sappiamo tutti, ce lo dicono i giornali ogni mattina, mentre il saldo con l'estero, quindi il saldo migratorio, ci salva un pochino. Okay? Quindi nelle nostre politiche dobbiamo tener conto che questo fenomeno sarà sempre maggiore nei prossimi anni. Proviamo a guardare qualche dato in termini di previsioni demografiche dall'Istat e le consistenze per fasce d'età dal 2021 al 2050 dei residenti. Sostanzialmente in questo grafico si propone una proiezione della stratificazione dei bisogni della popolazione nei prossimi 30 anni. Cosa succederà? Sicuramente diminuirà la popolazione under 15, ma diminuirà anche la popolazione di fascia compresa tra i 15 e i 65 anni e aumenteranno in maniera significativa gli over 65. La componente demografica però non può essere considerata solo con valori macro e a livello nazionale, ma deve essere considerata secondo quelle che sono le diverse demografie tipiche di ogni contesto. Quindi dobbiamo tener conto delle differenze tra nord e sud, delle aree urbane, dei tassi di comunicazione tra aree forti e aree in declino, del contesto istituzionale e
di dove ancora alcune aree riescono a essere attrattive. Nella nostra regione in realtà il tasso di variazione della popolazione residente non è ancora tanto compromesso quanto in altre regioni d'Italia. Vediamo poi che ci sono il grado di urbanizzazione, e quindi anche questo nelle scelte di politica sanitaria dobbiamo tenerne conto, cioè dove operare le scelte e dove attivare le scelte, e le previsioni demografiche in relazione al numero di coppie con figli e al numero di figli, nel senso che la popolazione che abbiamo visto che sarà sempre più anziana sarà anche sempre più una popolazione anziana sola, e quindi rispetto a determinati bisogni di cura non potremo più contare sul supporto dei caregiver familiari, ma dovremo ragionare con altri strumenti e altri sistemi. Qui ho rubato una slide al dottor Longo di Bocconi, mi sembra che la vignetta sia abbastanza rappresentativa, cioè triste ma rappresentativa, nel senso che passiamo dagli anni 70 in cui c'erano più persone che potevano occuparsi di una persona fragile e arriviamo al 2020 dove c'è una persona fragile, scusate, c'è una sola persona che si deve occupare di n persone fragili. E rispetto a questo sicuramente la nostra organizzazione dei servizi sanitari non può rimanere indifferente, nel senso che quella persona che regge 4 persone fragili sicuramente non ce la farà a lungo, probabilmente non arriverà alla fine di quella salita. Diversamente si poteva fare negli anni 70, quando 4 persone che potevano assistere una persona fragile, forse attraverso le interrelazioni, attraverso uno spirito di comunità, attraverso le relazioni con professioni diverse, forse potevano arrivare alla fine della salita e portare il loro apporto. Questo ci impone, questo perché dobbiamo considerarlo? Perché la longevità in realtà ha portato in parte un miglioramento della qualità della vita, ma abbiamo una epidemiologia completamente diversa, un mutamento della percezione del benessere individuale e considerazioni da fare in maniera diversa sulle diverse aree urbane. Allora, abbiamo visto che i bisogni della popolazione sono completamente cambiati, quindi in realtà noi non possiamo pensare che i bisogni della popolazione, che sono totalmente diversi da quelli che erano qualche anno fa, rimangano uguali rispetto al setting assistenziale. Qualcosa bisogna fare, in qualche modo bisogna affrontare questa necessità di cambiamento e queste diverse esigenze della popolazione. Dobbiamo tener conto quindi di che cosa? Di un diverso contributo delle famiglie, dell'aumento degli anziani fragili, della diversità tra aree rurali e cittadine, di come saranno i nuovi over 65 tra qualche anno. Cioè noi stiamo ragionando come se tutti gli over 65 che ci saranno tra 30 anni abbiano le stesse competenze che hanno gli over 65 adesso, ma probabilmente gli over 65 tra 20 anni avranno diverse modalità, per esempio, di fruire della tecnologia, e non possiamo ragionare e programmare senza tener conto di questa evoluzione, di come sarà composto il saldo migratorio e di quali sono i bisogni della popolazione attiva. Poi altra criticità, finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ok? E qui sono parecchio dolori, no? Nel senso, dove stiamo andando, ok? Allora, noi vediamo qui il conto della pubblica amministrazione a legislazione vigente. Cioè dal 2021 pagavamo 286 miliardi di euro di pensioni e arriviamo a 355 nel 2025. Gli interessi passivi ne pagavamo 63 miliardi e ne andiamo a pagare 87. Okay? Quindi di tutto della legge di bilancio, il 69 miliardi, il 24% è assorbito dalla spesa per pensioni e 23 miliardi, scusate, il più 24% è assorbito dalla spesa di pensioni, quindi 16% del bilancio del nostro paese è assorbito dalla spesa di pensioni, e questa spesa per pensioni è aumentata del 24% negli ultimi 4 anni, e sono pochissimi 4 anni per un aumento di questo tipo. L'incidenza degli interessi passivi che stiamo pagando è del 4% rispetto alla spesa ed è aumentato del 36% negli ultimi 4 anni. Ma questi ce li porteremo avanti sicuramente anche fino
considerato che siamo in saldo di bilancio negativo. L'incidenza della spesa sanitaria è aumentata del 2% dal 2021 al 2025, passando dai 127 ai 129, con un'incidenza sul bilancio dello Stato del 6%. Quindi l'incremento in termini assoluti del Fondo Sanitario, scusate, 10 minuti sono passati, l'incremento in termini assoluti del Fondo Sanitario Nazionale c'è stato, l'incremento reale non c'è, nel senso che se noi lo guardiamo in termini di incidenza sul PIL, in realtà non è un incremento. Questa è un'elaborazione dell'OSD, un organo europeo che si occupa di, internazionale, di elaborazione di dati, e ci dice quanto incide la spesa sanitaria nei diversi paesi. Ma quello che è un po' difficile dire quanto sotto siamo noi rispetto alla spesa sanitaria degli altri paesi, perché in realtà dipende da come è organizzato il servizio sanitario di quel paese e dipende da qual è il livello erogativo che quel paese vuole garantire alla sua popolazione. Quindi in realtà quando guardiamo questi dati noi diciamo sempre vabbè, siamo tra i più bassi, ma che cosa fanno gli altri, che cosa vogliono erogare gli altri? Sta di fatto che l'incidenza sul PIL della spesa sanitaria è una delle più basse nel nostro paese. Ma quello che vi dicevo prima, cioè il fatto che in realtà l'incremento del Fondo Sanitario Nazionale è un incremento assolutamente contenuto e che ha valore solo in termini assoluti, perché in realtà l'incidenza del PIL, della spesa sanitaria pubblica sul PIL, diminuisce dal 2021 alla previsione 2025, passando da 7,2 a 6,2. La situazione è ulteriormente grave perché nel documento programmatico di bilancio che cosa ci si dice? Ci si dice che la politica mirerà a ridurre il deficit strutturale e a ricondurre il rapporto debito al PIL intorno a livelli di pre-crisi entro il 2030. Quindi noi abbiamo visto le previsioni fino al 2025, ma per il 2030 abbiamo un obiettivo molto sfidante, che è quello di riportare il deficit di bilancio entro il rapporto debito-PIL che noi avevamo prima. Quindi è altresì necessario conseguire adeguati surplus di bilancio primario. A tal fine si punterà a moderare la dinamica della spesa pubblica corrente e ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all'evasione. Allora, moderare la dinamica della spesa pubblica corrente ultimamente ha significato dire imporre dei limiti di spesa a tutta la pubblica amministrazione, e le aziende sanitarie sono pubblica amministrazione. Il lavoro sui vincoli è assolutamente controproducente rispetto ai bilanci delle aziende, nel senso che noi a volte siamo abituati a lavorare con vincoli che stressano alcune tematiche ma non ci portano a risultati, nel senso che potremmo investire in certe dinamiche di costo ma non lo possiamo fare perché abbiamo vincoli imposti dalla finanza pubblica. Le aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono comunque parte della spesa pubblica e quindi in molti contesti siamo soggetti a questi vincoli. E qui sono delle proiezioni sempre dal documento programmatico di bilancio di quanto inciderà la spesa sanitaria sul PIL, e vedete che già c'è una ulteriore riduzione nel 2026, andiamo sotto al 6%. Allora, cosa dobbiamo tener conto prima? Che dobbiamo necessariamente cambiare i setting assistenziali perché abbiamo una popolazione completamente diversa da quella che avevamo qualche anno fa, quindi non possiamo utilizzare le stesse modalità erogative per far fronte a una popolazione delle esigenze che sono completamente diverse. E bisogna tener conto che le risorse probabilmente non aumenteranno nei prossimi anni. Quindi in qualche maniera bisogna provare a mettere in discussione questi criteri di universalità, di accesso. Lungi da me mettere in discussione la Costituzione della Repubblica Italiana, però bisogna fare i conti con le risorse che abbiamo fondamentalmente, e quindi il livello di erogazione a cui eravamo abituati forse ha bisogno di
essere riconsiderato, non in termini di accesso universale alla sanità, ma di che cosa offrire in che determinati contesti, perché diversamente non è sostenibile questo percorso. Quindi bisogna scegliere i target in maniera corretta, in modo da essere efficaci. L'universalità non vuol dire tutto a tutti, l'universalità vuol dire tutto a chi ha bisogno di quella determinata prestazione. L'universalità non vuol dire che necessariamente abbiamo tutti bisogno di un accesso a una determinata visita, ma vuol dire che solo le persone che hanno determinate caratteristiche in termini di esigenze sanitarie devono averne accesso. A mio avviso possiamo venirne fuori solo anche a livello locale, solo se c'è una trasparenza nelle scelte programmatorie, cioè se dichiariamo in partenza quelli che sono i criteri con cui le persone, i pazienti avranno accesso alla cura, in modo adeguato e trasparente per tutti. L'ultima criticità, cioè in realtà ce ne sono altre, ma ve ne ho messe solo 3, se no sarei stata troppo negativa. Allora, prima abbiamo parlato del tasso di dimissioni in attese. Qui io vi ho riportato, per fortuna non ho messo la stessa slide che ha riportato il dottor Leoni, però allora noi abbiamo un'età media dei medici molto elevata. Recentemente sono stati aumentati il numero di contratti di formazione specialistica, quindi forse ci sarà un'apertura nei prossimi anni e forse riusciremo a reclutarne. Stiamo facendo delle politiche forse che vanno in questo senso, il problema però è radicato e quindi bisogna anche capire poi quanti rimangono a lavorare per il servizio sanitario regionale e nazionale, quanti in realtà affrontano altre sfide attraverso per esempio le cooperative piuttosto che altre modalità, quanti per esempio affrontano il lavoro autonomo. Allora, questo è un report dell'Istituto Superiore della Sanità, in realtà si dice già da un po', no? Noi in realtà avremo un fabbisogno di infermieri molto molto importante nei prossimi anni e la carenza di personale infermieristico è già importante soprattutto al nord e da dove deriva? Questi sono i dati della nostra regione. Nella nostra regione il personale infermieristico organizzato per classi di età, noi abbiamo il 43% degli infermieri che attualmente ha più di 51 anni e abbiamo il 57% di OS che hanno più di 51 anni. Tra l'altro gli OS arrivano, vedete che in realtà la scala per classi di età è molto più significativa per gli OS, no? Nel senso che il personale infermieristico entra a far parte del servizio sanitario regionale in giovane età, mentre gli OS li reclutiamo già a 50 anni, nel senso che sono persone che probabilmente decidono a un certo punto, magari lavorano nel privato e poi a un certo punto della loro vita decidono di fare un concorso e venire a lavorare presso le aziende della Regione Veneto. Quindi queste sono le classi di età con le quali attualmente facciamo i conti. Abbiamo un elevato numero di dimissioni in attese per personale infermieristico, medico e OS da combinare. Quindi come dimissioni in attese che cosa intendiamo? Intendiamo il personale che esce dal servizio sanitario regionale, qua stiamo parlando solo del servizio sanitario regionale, prima della maturazione dei tempi di quiescenza. Perché n cause, probabilmente alcune le conosciamo, altre le indagheremo con maggior livello di dettaglio, però insomma è un fenomeno sicuramente da tener monitorato. Vedete che il fenomeno ha avuto un picco nel 2021-22, sappiamo tutti perché, si sta un po' contenendo un po' di più adesso, molte aziende sul territorio regionale hanno mettevano già o forse hanno rafforzato politiche per la retention del personale, quindi per il trattenimento del personale in servizio. Ma che cosa succederà tra il 2023 e il 2025? Allora vi chiedo, guardiamo un attimo assieme questo grafico che è alla vostra sinistra. Allora,
Noi dobbiamo stimare che cosa? Il numero di infermieri che riusciamo a reclutare in un anno è mediamente di 1000. Il numero di personale infermieristico che si avvicina al pensionamento nei prossimi 3-5 anni è mediamente di 3500 persone l'anno. Se manteniamo invariato il tasso di dimissioni in attese prossimo al 2,4%, mediamente, scusate, prossimo all'1% nel 2017, che era il tasso di dimissioni in attesa del 2017, era l'1%, ci troveremo in questa condizione. E vedete che qua siamo in negativo, quindi cosa succede? Nel 2024-2025 ci mancheranno 1000 infermieri, nel 2029-2033 ce ne mancheranno 2,8, nel 2034-2038 ce ne mancheranno altri 2,8, ma quelli che ci mancano ogni anno si sommano a quelli che ci mancavano l'anno precedente, non è che li abbiamo contati 2 volte. Quindi la situazione diventa particolarmente critica, perché se io semplicemente sommo 1000, 2,8, 2,8 e 1000, arriviamo a 7.000 infermieri che ci mancano, 8.000. Se invece proviamo a stimare il tasso di dimissioni in attese sulla base degli attuali andamenti socio-economici, cioè di come stanno aumentando tutte le dimissioni in attese in altri settori economici che non siano quello sanitario, la situazione si aggrava molto di più e arriviamo a questi numeri della curva arancione. Non ci vogliamo neanche pensare, nel senso che se non riusciamo a invertire la rotta, facciamo veramente pochissimi ragionamenti in termini di riorganizzazione dei servizi. Perché mentre se ci mancasse qualche risorsa potremmo ragionare in termini, vabbè, comunque questo servizio lo devo erogare, ma come mi riorganizzo per arrivare al risultato? Se ci mancano questi numeri sicuramente la sfida case di comunità, ospedali di comunità sarà difficile da porre in essere. Una situazione un po' meno allarmante sul personale OSS, nel senso che prima non vi ho detto quanto sono importanti in termini numerici gli infermieri e gli OSS nella nostra regione. Noi di dipendenti infermieri ne abbiamo 23.000 e di OSS dipendenti ne abbiamo 15.000, quindi l'analisi di queste dinamiche è particolarmente interessante, nel senso che ci dice un po' dove stiamo andando. Vedete che comunque con l'attuale andamento del tasso delle dimissioni in attese, che è sempre quello che è riportato nel grafico in giallo, comunque arriviamo a meno 500 OSS che ci mancano nel 2023-2024 e fino al 2033 altri 500. Però qui io sto considerando, nel senso che la situazione secondo me non è molto grave, perché io qua sto considerando solo i dati del servizio sanitario pubblico, quindi i dati delle aziende del servizio sanitario regionale. In realtà ogni volta che noi facciamo un concorso andiamo a depredare le case di riposo di OSS che vanno via da una parte per andare dall'altra, quindi in realtà bisogna capire cosa bisogna mettere sul tavolo e che gioco vogliamo giocare. Vi ho riportato questa, probabilmente l'avete vista in tanti su Sole 24 Ore di qualche giorno fa, come sono variate, cioè non è che non li vogliamo assumere gli infermieri, non è che non ci sono le risorse, ma questo è come sono variate dal 2010 al 2024 le iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica. E quindi, mentre prima avevo 3 domande per posto nel 2010, da quando parte questo grafico, arriviamo al 2024 quando ho quasi una domanda per ogni posto. Quindi in realtà non abbiamo scelta. Quanto manca? Va bene. Vi avevo portato qualche analisi relativamente a quello che si diceva prima rispetto alla difficoltà di reclutamento di alcune discipline anche in termini di personale medico e quindi della difficoltà in alcune discipline il numero di cessazioni in realtà non lo possiamo guardare in valore totale rispetto al numero di medici dipendenti, ma lo dovremmo guardare in maniera più efficace per essere più pronti rispetto a singole discipline e specialità dove oltre ad avere un elevato numero di cessazioni non abbiamo neanche il numero di iscritti alle scuole di specialità.
Allora, è un settore labor intensive, noi non possiamo fare a meno di dircelo, no? Il 35% dei nostri costi sono costi del personale. Abbiamo un tasso di turnover maggiore di quello che c'è in altri ambiti e abbiamo un elevato tasso di dimissioni inattese prima di maturazione del diritto della professione, scarsa attrattività della professione e forte competizione col privato e con l'estero. Dopo che ci siamo detti tutto questo, insomma, l'ulteriore criticità è che noi in questo momento stiamo offrendo scarse risposte alla cronicità e all'ambito in cui ci si chiede di lavorare di più. Questa ho rubato una slide alla Bocconi, è l'attuale presa in carico della cronicità a livello nazionale, che ci dice fondamentalmente che stiamo offrendo uno scarso servizio in termini di cronicità, ma la cronicità deve diventare il nostro primo pensiero per quelli che abbiamo visto che sono gli andamenti demografici della popolazione. Quindi questa slide è una slide vecchissima della direzione, ma che ci dice dove dobbiamo andare, no? Nel senso che abbiamo messo ordine all'ospedale, abbiamo messo ordine hub, spoke, DM70, riorganizzazione, pianificazione. Prima qualcuno parlava delle 4P, adesso è ora di mettere le mani sul territorio e riorganizzare il territorio, che probabilmente, senza probabilmente, che è una sfida molto più complessa, perché nell'ospedale è tutto più ordinato non in senso meno complesso, ma nel senso che è più ordinabile. Abbiamo l'opportunità del PNRR, qualcuno qua mi ha già anticipato, qua per riportarmi a quello che stavo dicendo, nel senso che uno degli obiettivi del PNR è favorire la continuità delle cure per coloro che sono in condizioni di criticità. Questa è la missione 6C2 del PNRR, quindi qua dobbiamo arrivare. Allora, la maggior parte dei fondi del PNRR però cos'è? Investimenti in conto capitale. Questi sono tutti quelli che noi abbiamo preso per l'ammodernamento, per la FSE, per gli ospedali sicuri, per il rafforzamento delle strutture, ma che cosa sono? Sono investimenti in conto capitale. L'investimento è significativo, ma non sono previste risorse di parte corrente. Prima il dottor Attanasi diceva c'è un lavoro sul comma 274 della legge di bilancio 2022 col quale è stato finanziato il potenziamento del personale nel territorio, che in parte va alla convenzionata, in parte va alla dipendenza. È limitato rispetto a quelle che sono le nuove esigenze. Per il momento però ci basta. Ma ci basta perché? Non perché sia sufficiente, ma perché i professionisti non li troviamo e quindi sostanzialmente in quell'ambito facciamo difficoltà a spenderli. Ospedale di comunità e case della comunità, quindi io volevo arrivare a questo. Mi avete dato questo intervento che si chiama ospedale della comunità e casa della comunità, ma non si possono vedere da soli. Cioè nel senso che la riorganizzazione dell'assistenza territoriale ha effetto e può avere effetto solo se la vediamo nel complesso degli interventi che vanno riorganizzati in termini di assistenza territoriale, assistenza della cronicità e riorganizzazione del territorio. La casa della comunità ha l'obiettivo di entrare in contatto col sistema di assistenza sanitaria, ha degli standard in termini di personale che però dovranno essere declinati, questi sono degli standard minimi, dovranno essere assolutamente declinati sulla base di quelle che sono le esigenze di quella popolazione di riferimento, quindi i ragionamenti che abbiamo visto prima in termini di difficoltà logistiche di raggiungere un determinato luogo, in termini di presenza o meno di determinati servizi, dovranno essere tutti ripensati nel momento di progettazione dei singoli servizi che vanno a insediarsi nelle case della comunità. Vado veloce perché in realtà tante di queste cose ce le siamo già dette. L'ospedale della comunità, che era l'altro pezzo del mio intervento, solo per chiudere, in realtà ha un obiettivo completamente diverso, che è quello di assistere pazienti che a seguito di un episodio di acuzia minore o di ricutizzazione necessitano di interventi a bassa intensità. Quindi in realtà dire ospedali di comunità e case della comunità, intanto dovremmo considerarle nell'ambito della riorganizzazione completa del contesto territoriale di riferimento e poi insomma allora l'opportunità è che
Abbiamo degli ospedali che potranno diventare ad altissima tecnologia, probabilmente digitalizzati, potremo lavorare in rete, potremo essere più flessibili rispetto alle esigenze dei pazienti, perché in realtà l'ospedale hub difficilmente si adatta, nel senso che l'ospedale hub sono dei colossi che devono adattarsi, ma fanno più fatica di una casa della comunità ad adattarsi. Maggiore appropriatezza dei costi di realizzazione e gestione, e dovremo arrivare più vicini al cittadino. Rischi, mancanza di personale, aumento dei costi di realizzazione e gestione degli immobili e il livello di finanziamento della sanità. Allora, qualcuno ha detto muri o camici, muri. Allora, secondo me noi dobbiamo misurarli entrambi. Se misuriamo, i muri sono facili da misurare, nel senso che hanno una metrica definita, quanti metri quadri ho per fare questa casa alla comunità. La cosa che però non stiamo ancora misurando e dobbiamo misurare sono i processi. Allora, i processi che ci legano a queste case della comunità, indipendentemente dall'etichetta che c'è scritta fuori da sto luogo fisico di erogazione della casa di comunità, sono le relazioni tra i professionisti, è il formato che vogliamo dare ai servizi, se vogliamo darlo digitale, cartaceo, se vogliamo fare telemedicina, è il setting assistenziale che vogliamo assicurare, cioè con che modalità vogliamo garantire determinate erogazioni di servizi ai cittadini, regime ambulatoriale, regime di ricovero, regime. Bisogna pensare a tutta una serie di processi che sono difficilissimi da misurare, complessi da cambiare, nel senso che i muri, arriva il carpentiere, si mette là, cioè no, in realtà è difficile cambiare anche i muri in certi contesti, però insomma diciamo che bisogna sapere anche misurare i processi e bisogna che ce li misuri qualcuno che non siamo noi, cioè la misurazione dei processi non può mai essere autoreferenziale. Il sistema Kanban giapponese ci dà una mano, nel senso che ci dice dovete chiamare qualcuno da fuori per misurare i vostri processi. Quindi dobbiamo attivare il processo. Com'è che lo dobbiamo riguardare? Noi siamo sempre stati abituati a guardare il processo da dove il processo veniva erogato, quindi dall'ospedale, dal luogo fisico di erogazione, ma qua questa riforma ci domanda di riguardare il processo dal punto di vista del cittadino, cioè ci domanda una riprogrammazione che non parta dai nostri bisogni di organizzazione dell'ospedale, ma da quelli del cittadino, in modo da essere più prossimi alle sue necessità. Ogni volta che guardiamo i processi cioè dobbiamo tener conto di questi 7 pilastri della riorganizzazione dei processi, cioè il market, cioè la metrica, il target, l'organizzazione delle interdipendenze, di tutta una serie di pilastri che dobbiamo considerare. Alcune delle domande con cui ci lasciamo, no? Allora, quali figure professionali riassegnare alla gestione della nuova cronicità, non della cronicità che siamo abituati a guardare adesso, ma di quella che avremo tra 10-15 anni. Chi promuove il cambiamento negli indirizzi generali dati, non solo professionisti sanitari, ma quale personale laico, nel senso che dobbiamo ripensare alla riorganizzazione dei servizi perché così il personale sanitario non ce la fa. Quindi bisogna pensare a quali sono gli ambiti, i servizi in cui possiamo affiancare personale, scusate a me questo termine laico non piace tanto, ma personale non professionista sanitario nei nostri servizi, perché dobbiamo liberare personale sanitario che faccia le sue attività. Valutazione delle esigenze dei cittadini futuri è un sistema che funziona solo strettamente integrato con tutto il tessuto economico-sociale. Una cosa che abbiamo tanto perso in questi ultimi anni, in alcuni contesti sì, in altri no, è l'integrazione col contesto sociale, che in questi termini sicuramente non la risolviamo a livello di servizio sanitario regionale, ma serve una rivoluzione di sistema probabilmente. Vabbè, vi volevo lasciare con un video perché sapevo di avervi annoiato fino adesso. Era un bellissimo video bellissimo lo dico io perché ogni volta che lo vedo mi commuovo, sul recruitment dell'NHS, servizio sanitario inglese, e sostanzialmente la campagna di recruitment dell'NHS parla da rimettere in centro la persona e il professionista. Ci sono una serie di professionisti che intervengono in questa campagna, che si vedono e dice noi prendiamo in cura la persona dalla nascita alla morte, e quindi
Questo deve essere il ruolo della centralità del paziente col quale ripensiamo a questi processi oltre i muri. Grazie.